Pronti? 1, 2, 3. Buono questo segnale con Roberto Vecchione e Antares Leone che sono subito al comando. Mentre è partito molto bene, ci sembra Zac Priest, l'errore di Antares Leone sulla curva. E quindi Zac Priest che sfonda. Nord squalificato. Numero 3 Antares Leone squalificato. 200 metri in 15,7, primo passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Zac Priest. Numero 10 Avila dei Greppi squalificato. Seconda posizione per Ritzby davanti a Vergnacco Jet, poi vediamo il 4 di Air Force One, all'esterno è Simon Barboy, il primo fra i penalizzati, pedinato da Zoello. Quindi in vantaggio Maurizio Cheli, Zac Spritz, partito filtrato molto bene dalla seconda fila del primo nastro, 45,5 primi 600 metri, Ritzby in seconda posizione, Simon Barboy che staziona ai fianchi di Vergnacco Jet, terzo alla corda. Arriviamo al giro percorso dal figlio di Ganymede in 1 minuto e 6 decimi, ma tiene ritmo sollecito Zac Spritz, partente anche domani a Milano. Davanti numero 9 Zapping SI squalificato. Jet, la squalifica anche per Zapping, sì, chilometro in 1,15,6, siamo al secondo passaggio davanti alle tribune. Numero 13 Zar sempre in vantaggio SLM l'allievo di squalificato. Andrea Sarzetto, Simon Barboy sta cercando di avanzare ai fianchi di Ritzby, Vergnacco Jet è sempre quarto davanti a Air Force One, poi Zoello all'esterno anche il 14 di Alice Trio. Quindi 14,9 qui di fronte alle tribune, sempre in vantaggio Zac Priest con Ritzby secondo, Simon Barboy cerca di entrare nel vivo della corsa, curva passata in 15 secco, Simon Barboy avanza, ora affianca completamente Ritzby e si mette alla caccia di Zac Priest, l'errore intanto di Vergnacco Jet che era terzo alla corda, avanza Zoello, retta di là, passata in 14,8 con Simon Barboy che cerca di avvicinare Zac Priest mentre è un po' in difficoltà Ritzby, avvicinato da Zoello e da Alice Trio. Siamo a 250 metri dalla conclusione, Zac Priest deve spingere ora l'attacco di Simon Barboy che ha preso fiato sull'ultima curva, retta d'arrivo, Zac Priest attaccato da Simon Barboy, ci prova Simon Barboy, Zac Priest si difende, ultimi 50 metri, bello il duello con Zac Priest che si difende, vicinissimi due, poi Alice Trio terza su Zoello. Veramente appassionante questa retta d'arrivo fra Zac Priest e Simon Barboy, rivediamo perché i due sono vicinissimi, veramente eccoli che passano sul palo con Zac Priest e Simon Barboy che con l'ultimo tempo di trotto forse non riesce a battere Zac Priest, probabilmente Maurizio Cheli e Zac Priest difendono un paio di centimetri proprio di vantaggio sull'attacco di Simon Barboy, sicuramente terza Alice Trio e quarto Zoello. Vediamo chi è quinto per il quintet che passerà ora sul palo, probabilmente il 7, ma sono molto vicini di Zancopé. Ma ripeto, Zac Priest è riuscito a contenere di misura Simon Barboy, scusate, e quindi Zac Priest è il vincitore di questa Tris Quartet Quintet. È il doppio in giornata come training per Andrea Sarzetto, la prima vittoria per Maurizio Cheli. Rivediamo ancora il bel arrivo tra Zac Priest e Simon Barboy che chiude questa giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento è per domenica prossima.